Le aree periferiche si caratterizzano per la distanza rilevante dai poli che forniscono i principali servizi pubblici. La mappatura che abbiamo fatto ci ha permesso di individuare le caratteristiche dei comuni che appartengono a questo territorio. Sono comuni che sono caratterizzati da un declino demografico, declino dal punto di vista imprenditoriale, indice di vecchiaia, quindi un rapporto anziani-giovani molto elevato, e sono territori che diciamo, dal punto di vista imprenditoriale hanno comunque delle vocazioni che sono l'agricoltura, il turismo e la ristorazione per esempio, e anche l'attività delle costruzioni. In alcune realtà prevale anche una discreta attività manifatturiera. La fragilità del territorio di queste aree periferiche ci consente di fare alcune osservazioni molto importanti per quanto riguarda la valorizzazione dell'agricoltura per il presidio del territorio, quindi a contrasto appunto del dissesto idrogeologico, turismo come possibilità per lo sviluppo e un'altra considerazione che abbiamo fatto analizzando i dati di bilanci dei comuni è la necessità di aggregazione, perché la dimensione limitata dal punto di vista demografico di queste realtà porta a costi elevati e quindi la difficoltà di erogare servizi. La ricerca in qualche modo avalla le decisioni della SNAI, della Strategia Nazionale delle Aree Interne, che dedica risorse a questi territori, e anche il PNRR dedica risorse a questi territori per cercare di invertire la rotta dello spopolamento. La mappatura che abbiamo fatto ci ha consentito di individuare anche aree interne molto diverse tra di loro, a seconda delle regioni che abbiamo analizzato. E una delle ricette è quella appunto dell'aggregazione dei comuni, della mettere insieme le energie e le forze per creare dei bacini di dimensione demografica sufficienti per garantire i servizi. È ovvio che in alcune realtà, per esempio l'Emilia Romagna, questo è un fenomeno che è già consolidato, in altre come Lombardia e Veneto è meno sviluppato. In Emilia Romagna è una regione che si caratterizza per una rilevante presenza delle aree interne. Noi abbiamo analizzato che circa un comune su 4 appartiene a queste aree interne e addirittura il livello, diciamo così, l'estensione della superficie territoriale copre circa il 28-29%, quindi è una realtà in cui le aree interne caratterizzano molto diciamo così, il profilo sociale, demografico e economico dell'Emilia Romagna.